Intanto chiamiamo i primi due, che sono Ombretta Ciurnelli e Davide Cortese. Il reading lo condurrà da par suo Manuel Cohen, che non ha bisogno di presentazioni, poeta e critico letterario, nonché direttore con me della rivista di poesie Periferie, che è entrata nel 23esimo anno, chi l'avrebbe mai detto. Buonasera a tutti, intanto sono molto onorato per questo incontro, sono anche molto felice e devo dire che non mi aspettavo una risposta di questo tipo. Faccio una piccola premessa fuori dagli schemi. Mi ha colpito quello che ha detto Pagan sui poeti dialettali, è verissimo, nessuno era mai stato tra i poeti dialettali invidioso quando Albino Pierro fu candidato al Nobel, furono invidiosi i poeti in lingua italiana. Quando nel 2009 l'Università di Urbino fu uno dei 3 atenei italiani a cui l'Accademia di Stoccolma chiese di candidare, di fare un nome al Dipartimento di Italianistica, un nome, allora io suggerì al mio vecchio prof, suggerì Franco Loi e noi candidammo Franco Loi. Ovviamente la cosa non è passata, però è un segnale forte, abbiamo visto che uomo è Franco Loi, che civiltà ci ricorda, e questo è il bello della poesia, è il bello della poesia in dialetto, perché la natura è la civiltà e la cultura. Poi infine vi faccio vedere questa copertina che non abbiamo ancora mostrata, ed è il libro Una pesca animosa, l'ultimo ma il primo libro di Achille Serrao, che abbiamo ristampato con la famiglia e un gruppetto di amici. Abbiamo deciso di ristampare tutti i libri di Achille, uno in ordine diacronico, cioè dal primo all'ultimo, per portare avanti la memoria, e il 12 dicembre in Campidoglio al premio di Liegro assegnerà un premio alla memoria d'Achille. Il 12 che ho detto? Il 12 aprile, tra qualche giorno assegneremo un premio ad Achille Serrao alla memoria. L'età passa, mica solo per voi, passa anche per me. Allora, veniamo velocemente agli autori. Io dirò 2 parole, 2 su ogni autore, e lasciamo spazio a tutto. Intanto sono molto contento per gli autori che sono venuti, perché rappresentano in maniera molto significativa non solo la loro area regionale, ma anche un livello molto elevato. Ci sono autori estremamente consapevoli, estremamente ricercati. Ombretta Ciurnelli è una di questi autori, che ci ricordano come la poesia è soprattutto riflessione e fatica e grande studio. La poesia in dialetto non è un frutto spontaneo. La poesia in dialetto è una riflessione enorme, sono tante formichine le parole che ci vengono incontro, no? Anche nei sogni, a volte anche negli incubi, occupano il nostro spazio, lo spazio della nostra riflessione, lo spazio del verso. La parola è una grande attenzione, la parola è grande cura. Ombretta Ciurnelli viene da una zona geografica che è l'Umbria, culturalmente e fonologicamente una zona molto particolare, perché è quella più schiacciata e più vicina all'italiano, no? Anche all'italiano delle origini, la fascia centro-italica. La poesia di Ombretta, che è arrivata alla poesia non subito, ma dopo un'attenta riflessione, è una poesia che affronta con grandissima consapevolezza i temi della vita, ma anche il paesaggio, ma anche l'aria, il vento, quello molto caro a Franco Loi. La sua città è attraversata dal vento. Riviviamo assieme a lei Perugia attraverso il vento che passa per i vicoli antichi di questa città meravigliosa. Attraverso la sua voce, però, accanto alla cultura, ci sono, come spesso nei poeti in dialetto, le voci delle persone. Tra i suoi libri più belli ce n'è uno che racconta storie, che è proprio questo, una lunga lallazione, cioè un ritorno sonoro, un lungo dialogo di persone che si raccontano, prese, attinte all'oralità e trasformate con la saggezza che è propria di chi fa poesia in letteratura. Ombretta. Grazie veramente. A me per questioni alfabetiche tocca cominciare.
vorrei chiedere agli organizzatori qual è l'ordine, prima il dialetto e poi la lingua. No, solo il dialetto. Solo il dialetto? Solo il dialetto perché hanno il libretto e seguono. Ah, d'accordo, d'accordo. La prima è una poesia metapoetica. Mucite dall'idea capira forte con ardiglion dar vuldevet al monno quanche non giù da labi sento il foglio arresteno spaurete tra le righe. Il verso fan fatica per trovarlo, ma fossero formiche sotto l'acqua che curron non son manco l'ore tua. Posso dire qualcosa sul mio dialetto? Non è il dialetto urbano, ma è il dialetto della campagna, il dialetto rurale, quindi con molte asprezze, con molto terragno, direi. La seconda poesia è quella che apre la raccolta La città del vento. Vigole, piazze, fontane, murette, col sole e il vento, l'acqua, la granischia, la cursa di rumore che mattisce e il verso della ciuetta andruschia al buio. Puzzo de piscio, frore di botteghe, pietre accomodate, case scalcinate, finestre spalancate, portone chiuse e i clor di pinturicchie a scrivi mure. Mugline, donne fatte, freghe, vecchie, padrone serve, gente sficennata, di santi lumme e degli lucifere il vigno e struppie matte a bagagliare intorno. Una città, giadaria e poesia. Scaline. Chi conosce Perugia e conosce Porta Sole, ecco, queste sono le scalette che portano appunto all'acropoli della città. Saiono lente gli scalini entro il colle, che da 1000 anni chiamano del sole, birate, come fosse un organetto stirato dalle mani del suonatore, o figurtesi in 9 intaglie granne, merlette ormò scordate e nute pietra. Appoggiata antitette una lindiera, la tramontana che canzona i summie. Infine l'ultima poesia, un inedito, semi-inedito perché è apparso in una rivista online veramente. Poggiato da un bastone momostracco, il vecchio che sa tutto il gemite e il vento, immagina un posto, un forno allo stradone, 2 giorni, non più rena che scende.